Nel ricordo di Manuel Paulon, sedicenne di Meolo e giovane promessa del nuoto, che ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale nel giugno scorso, si terrà domenica 19 gennaio una staffetta di nuoto organizzata dagli amici della Piave Nuoto e dalla famiglia del ragazzo, evento che hanno chiamato una bracciata con Manuel. Faremo una staffetta, una 4%, composta da delle squadre di 2 maschi e 2 femmine che si svolgerà nella durata dell'ora o la mezz'ora in base praticamente alla categoria nella quale si sono iscritte le squadre. Ci sarà la categoria degli agonisti, la categoria dei master, la categoria amatoriale e la categoria mista. Nella famiglia Piave Nuoto, Manuel che ricordo ha lasciato? Sicuramente un ricordo bello, un ricordo col sorriso, una voglia comunque di chiaramente ricordarlo, però sempre andando avanti, infatti è anche questo lo scopo della manifestazione, uno scopo comunque del ricordo ma con il sorriso, con la voglia di andare avanti sempre. Manifestazione che ha associato anche una raccolta fondi. Sì, abbiamo deciso con la volontà della famiglia di devolvere l'intero ricavato della manifestazione, compresa la sottoscrizione a premi che faremo alle ore 10:30 circa di domenica mattina, all'IFC, Lega Italiana Fibrosicistica. Per il momento, com'è stata la risposta del pubblico, degli iscritti, dei soci? Beh, è sicuramente più che positiva, essendo comunque la prima edizione che facciamo, abbiamo già più di 20 squadre iscritte e quindi sicuramente si auspica una giornata all'insegna del divertimento e dello sport.